Amici di Venezia Channel, ci ritroviamo a Verona. Abbiamo lasciato la degustazione sulla Borgogna, siamo passati per l'anteprima Amarone e questa sera insieme con Paolo, delegato AIS di Verona, questo AIS di Verona direi che è sempre preponderante, appunto perché ha grandi vini, grandi tradizioni. In qualche modo parliamo di vini rosati, che sono una realtà che forse in Italia, non so per quale motivo, non se ne parla molto, perché tra i rossi e i bianchi i vini rosati sono un po' in ombra, e invece sono una realtà importante, e qui ovviamente stasera facciamo un grande percorso, sempre in questa ottica di divulgazione, e abbiamo appena avuto i nuovi sommelier che in questi giorni si sono diplomati, in una funzione anche, come dire, di apprendimento. Ma giustamente, come dicevi tu Luigi, l'obiettivo è sempre quello di fare cultura del vino e cultura del territorio, e la serata di questa sera direi che calza a pennello, perché più cultura del territorio di questa non è così facile da trovare. L'obiettivo è proprio dare spazio, dare enfasi all'unione di questi consorzi che hanno, con un grande impegno, con un grande lavoro, hanno deciso di enfatizzare al massimo la comunicazione delle potenzialità di questi vini. Quindi abbiamo il consorzio Bardolino Chiaretto, Valtenesi Chiaretto, Cerasuolo d'Abruzzo, Salice Salentino e Castel del Monte, tutti territori con grande tradizione di produzione di vini rosati da vitigni autoctoni. Indubbiamente una grande iniziativa, come dicevamo, che serve appunto per migliorare quella che è la comunicazione e anche la conoscenza di questi vini, indubbiamente. Naturalmente per fare questo dovevamo avere un ospite d'eccezione. Certo. Chi abbiamo qui con noi, Paolo? Questa sera abbiamo con noi Angelo Peretti, il direttore tecnico del consorzio, grande esperto della materia e, se posso dire, anche agguerrito sostenitore dei rosati. Angelo è un comunicatore del vino, insomma, quindi per noi è un grande piacere averlo qui questa sera. Angelo, leggo il titolo, Drink Pink, Think Pink. Questi rosati. No, rosati non mi piace. Ci sono i vini bianchi. Colpo di scena, ragazzi, niente rosati, eh? No, ci sono i vini bianchi, ci sono i vini rossi, non si chiamano rossati e biancati. Allora perché devono esserci vini rosati? Sono vini rosa. Quindi vini bianchi, vini rossi, vini rosa. Mi concedi il rosé? Rosé lo usano i francesi, rosé è il termine che usano i francesi per le loro appellation, e noi abbiamo le denominazioni italiane e usiamo un termine italiano, vino rosa. Lo so che non è un termine che è in uso, si usa dire vino rosato, certamente, ma rosato in realtà è il termine che identifica i vini rosa del sud, delle denominazioni pugliesi, calabresi, siciliane, eccetera. Centro Italia abbiamo il Cerasuolo, che è tipico dell'Abruzzo, Lago di Garda, nord, il Chiaretto, anche nel Monferrato. Chiaretto è il termine del vino rosa dell'Italia settentrionale, Cerasuolo dell'Italia centrale, Rosato dell'Italia meridionale. Vino rosa è il termine che li deve identificare insieme. Questo Lago di Garda protagonista nei vini rosa. Ma protagonista sì, perché il Chiaretto di Bardolino oggi è il leader assoluto nella produzione dei vini rosa a menzione geografica. Sono 10 milioni di bottiglie annue, erano 4 milioni 8 anni fa. Il Chiaretto della Valtenesi fa 2 milioni di bottiglie, erano 400.000 bottiglie 8 anni fa, insieme sono 12 milioni di bottiglie. Il Cerasuolo in Abruzzo cuba circa 5 milioni di bottiglie l'anno, Salice Salentino e Castel del Monte fanno 500.000 di bottiglie, il Cirò rosato in quel caso è intorno al 1,5 milioni di bottiglie. Non sono numeri enormi rispetto ai francesi, però ci battiamo molto bene, abbiamo grandi tradizioni. E soprattutto abbiamo un abbinamento di territorio e vini che diciamo ce lo invidiano un po' tutto il mondo. Di territorio vini e grandi vitigni autoctoni, perché il Chiaretto di Bardolino ha come base la Corvina veronese, quindi iperautoctona. Il Chiaretto della Valtenesi ha il Groppello, altra uva autoctona. Ovviamente il Cerasuolo d'Abruzzo ha il Montepulciano d'Abruzzo. Salice Salentino si basa sul Negro Amaro, Castel del Monte si basa sul Bombino Nero, Cirò sul Gaglioppo. Quindi sono uve italianissime per una tradizione antichissima del vino rosa italiano. Il Chiaretto ha origine in epoca imperiale romana, era il vino introdotto dai romani, quindi abbiamo 2000 anni di storia. Però devi convenire con me che questi vini rosé
sono poco considerati. Io non so, non vorrei che un po' noi maschi, no, sposati per il rosso, per le bollicine, il rosé diciamo è un vino da donna e un po' l'abbiamo un po', come dire, snobbato. Si è molto snobbato, si considera un vino da donna, che non è uno spregio, e si considera un vino stagionale, quindi estivo. Sono due errori, sono vini che tra l'altro invecchiano benissimo e anzi diventano molto più interessanti dopo il primo anno. Addirittura insomma il chiaretto del 2014 in questo momento è straordinariamente buono. L'Italia purtroppo è l'unico paese del mondo occidentale dove il consumo di vini rosa è in calo. Noi abbiamo una quota di consumo del vino rosa in Italia che è sotto il 6%, cioè 6 bottiglie su 100 scarse sono vino rosa. In Francia è il 34%, quindi 34 bottiglie su 100 bevute dai francesi sono di rosé. Negli Stati Uniti lo scorso anno il consumo di rosé, in particolare francese, uso quel termine perché francese, è cresciuto del 40%. La Germania sta crescendo, la Spagna, l'Italia è il fanalino di coda e continua ad arretrare. Noi abbiamo una grandissima storia del vino rosa, ma non consumiamo vino rosa. Bisogna farla conoscere e voi infatti avrete l'anteprima fra poco, no? Sì, il 10 e l'11 marzo, il 10 marzo per il pubblico, l'11 per gli operatori, alla ZIS sul lago di Garda ci saranno insieme il Chiaretto di Bardolino e il Valtennesi Chiaretto che presentano l'annata 2018 insieme con le annate precedenti. Saranno circa 60 aziende con circa 120 vini. E direi per i nostri telespettatori una bella occasione di farsi una bella gita sul lago, siamo alla ZIS, è uno dei posti più belli del lago, e per conoscere meglio questi vini che hanno bisogno di essere conosciuti. Non c'è dubbio, quindi aspettiamo tutti il 10 e l'11 marzo. L'altro appuntamento è Vinitaly, dove ci sarà il Padiglione 4, uno stand interamente dedicato alle 6 aree del vino rosa autoctono italiano, quindi chi fosse curioso di assaggiare il chiaretto sia bresciano che veronese insieme con gli altri vini rosa autoctoni dell'Italia lo può fare a Vinitaly al Padiglione 4. Io chiuderei con te Paolo dicendo proprio forse manca conoscenza e quindi anche gli operatori del settore, i sommelier, devono in qualche modo farsi portatori di questi valori, no? Ma certo, indubbiamente c'è un po' la tendenza anche di noi sommelier di bere un po' per etichette, per luoghi comuni. La serata di questa sera, proprio l'obiettivo, l'iniziativa del consorzio con l'anteprima è proprio quella di infilarsi nel territorio, scoprire il territorio e i vini del territorio, certamente. Bene, quindi avete visto i prossimi appuntamenti a cui potete partecipare e tenete d'occhio i vini rosa. Grazie. So many problems, so many